Noi stiamo facendo un lavoro che riguarda i project, la loro attualità e la loro convenienza per la pubblica amministrazione. Con la presentazione del project, il direttore dell'US 12 Antonio Padovan ci ha chiesto di relazionare sul suo, per così dire, stato di salute della sua USL, e io credo che rientri fra i doveri della Commissione ascoltare qualsiasi direttore generale che ci voglia parlare di quella che è la situazione della propria USL, per cui nulla di eccezionale e nulla di particolare per quello che riguarda i conti dell'US 12 in Commissione. Diciamo che il lavoro non è ancora concluso, gli ambiti di osservazione sono tre, che sono il capitale che investe il privato al posto del pubblico e che va giustamente remunerato. Ci sono i servizi non sanitari che vengono di fatto attraverso il project appaltati per 25 o per 30 anni, e il terzo elemento è che la realizzazione di un project della durata appunto di 25-30 anni è un vincolo a quelle che possono essere le modifiche di quell'ospedale inserito in quell'USL e inserito nel piano sociosanitario regionale.